Oggi l'atrio della questura è ancora pieno di gente, pieno di triestini che stanno rendendo omaggio ai due agenti uccisi. Venerdì scorso era completamente vuoto, se non con la presenza degli agenti in servizio al corpo di guardia, e proprio qui è passato l'assassino Alejandro Meran, sceso da queste scale per dirigersi velocemente verso la porta della questura. Il 29enne dominicano ha appena colpito a morte prima Pierluigi Rotta e poi Matteo De Menego nel corridoio che collega i bagni della questura all'ufficio prevenzione generale. In un primo momento tenta di salire ai piani superiori, poi invece decide per la discesa precipitosa lungo la scalinata fino all'atrio. Abbiamo visto impugnare due pistole e sparare agli agenti che sono in servizio al corpo di guardia, proprio qui dove adesso ci sono tante persone che continuano il loro pellegrinaggio. È qui che almeno uno dei colpi sparati dal fuggitivo con entrambe le pistole in pugno raggiunge alla mano sinistra un altro poliziotto, Cristiano Resmini, che resta ferito. Poi ha rapidamente guadagnato l'uscita qui proprio sull'atrio per tentare di rubare proprio una di queste volanti. La folle fuga di Alejandro Augusto Meran continua qui fuori quando, dopo aver trovato l'auto chiusa, si rifugia dietro ad altre vetture, innescando poi la sparatoria contro la Panda della squadra mobile che risponde al fuoco, ferendolo. Momenti concitati che hanno tolto la vita a due giovani agenti, cui oggi ancora tutta Trieste continua a rendere omaggio. Le autopsie, si è saputo oggi dal medico legale Costantinides, richiederanno alcuni giorni, non è ancora sicuro che si concluderanno in settimana.